elezioni amministrative, calano PDL e Lega, successo di 5 Stelle e Palermo di Orlando. Francia, il nuovo presidente è Hollande. Grecia, le elezioni politiche provocarono un terremoto tra i partiti del Parlamento. Giappone, chiuso l'ultimo reattore nucleare. Giro d'Italia, partito della Danimarca alla 95esima edizione. Vi le dico a tutti. Lo passato 6 e 7 di maggio si votava per le elezioni amministrative in 147 comuni siciliani e pure in chiostati 1000 in tutta Italia. Ci fu un calo generale di votanti un neghè. In forte calo lo PDL e la Lega, successo di un movimento 5 Stelle. In Palermo, Orlando, con il 47,3% va allo ballottaggio contro Ferrandelli. In tal'altri capoluoghi siciliani, ballottaggio a Girgenti tra Zambuto e Pennica e a Trapani tra Maurici e Damiano. Domenica 6 di maggio, François Hollande è diventato il nuovo presidente della Francia, vincendo il ballottaggio con il 51,7% dei voti contro il 48,3% dei consensi ottenuti dall'ex presidente Nicolas Sarkozy. Secondo diversi osservatori, il nuovo presidente potesse fare parte della nuova politica economica europea. La passata domenica le elezioni politiche greche provocarono un vero e proprio terremoto politico, colpendo in particolare lo partito conservatore Nea Democratia, che aveva la maggioranza relativa con il 18,8% delle voti, e lo partito socialista di Lopasok, che arrivava terzo. Furono premiati invece i partiti della sinistra radicale Syriza e dell'estrema destra Crisi Augi. Lo passato lunedì a 7, Antonis Samaras, capo dello partito Nea Democratia, riconsegnò lo mandato che aveva ricevuto per formare un nuovo governo perché, dopo le consultazioni con tutte le partite, non poté trovare un d'accordo e per questo il presidente della Grecia, Karolos Papoulias, dette lo secondo mandato a Alexis Tsipras, capo dello partito della sinistra radicale Syriza, che arrivando secondo con il suo partito aveva il diritto di provare un accordo per formare un governo di salvamento nazionale, per così salvare il paese dalla politica di austerità imposta dall'Unione Europea. Secondo un poco di esperti di economia politica, le prossime ore sono importanti per comprendere il futuro politico ed economico della Grecia e di tutta l'Eurozona. A partire di sabato 5 di maggio, lo Giappone, con la chiusura dell'ultimo reattore nucleare, tornò a essere un paese denuclearizzato. Il paese, uno dei maggiori produttori mondiali di energia nucleare, pigliò la decisione dopo la crisi di Fukushima, l'impianto distrutto di un maremoto del 2011. Perplessità nascero per il timore di una crisi energetica per stati, quando è previsto lo picco dei consumi legati allo caldo. Infatti le centrali nucleari coprirono il fabbisogno del paese per il 30%, ma gli attivisti non si fermano. La decisione dello Giappone grava a le polemiche sopra l'opportunità dell'utilizzo dell'energia nucleare. Clamoroso. Prodi e Ciampi truccarono le conti per 330 euro. Secondo lo settimanale tedesco Der Spiegel, che ha consultato documenti del governo Kohl del 1994 al 1998, Romano Prodi e lo ministro del tesoro di Tanno, Ciampi, truccarono le conti per far entrare 30 euro. E la Germania lo sapeva. Maraviglia tra le sosteniture dell'euro, mentre quel contrario dice che, visto che l'euro serve per aiutare la Germania, chi sta fu d'accordo allo trucco per poter sfruttare l'Italia come fa ora attraverso la moneta unica. Come 40 anni fa, quando le brigate russe fecero uno dei primi attentati all'Ansaldo, a così, lo passato lunedì a 7 di maggio, 2 persone in capo a un motorino spararono tra le fiamme di un dirigente dell'Ansaldo nucleare Roberto Adenolfi, rompendoci la tibia. Lo mondo politico si dice preoccupato per l'aumentare della tensione sociale perché sono momenti come questi che portano alle dittature. Lo presidente della regione siciliana, Raffaele Lombardo, decidiò di avvalersi dei poteri dello statuto e di promulgare tutta la legge di autorizzazione allo ricorso a operazioni finanziarie, che prevedeva l'apertura di un mutuo di 558 milioni di euro, approvata dallo Parlamento regionale siciliano alla riunione dello passato 27 aprile. In un'altra occasione, disse Lombardo giovedì 3 di maggio, per fare notare l'ingerenza sempre più invadente dello commissario dello Stato perniciosamente lesiva dell'autonomia statutaria conquistata dallo popolo siciliano. Benedica a tutti. Domenica 6 di maggio, lo Palermo pareggiò con lo Chievo per 4-4. 3 li riti di Miccoli e l'ultima, chidda di Luparaggio di Silvestre, nasciu di un corner che l'arbitro assegnava a Lu Palermo solo grazie all'onestà dei lu difensori di Luchievu, Acerbi, che ammettiu di aver deviato Lu Palloni. Lu Catania pareggiò 2-2 con la Roma fuori casa, con i riti di Lodi e Marchese.
si concludiu la stagione regolare della prima divisione della Lega Pro. Ntallo gironi B, lu Trapani paraggiau 3-3 in casa con l'ultima della classificazione, lu Bassano. Lu Siracusa vinciu 0-1 a Frosinoni. I due squadre siciliani hanno giocare i playoff rispettivamente con la Cremonesi e con la Virtus Lanciano. Sabato 5 di maio ha cominciato l'edizione numero 95 di Lu Giro d'Italia di ciclismo. I primi 3 tappi parteru di la Danimarca per dare più visibilità all'estero alla corsa rosa, ma con la quarta, la cronometro di Verona, si tornava in Italia. Lo tradizionale arrivo a Milano è previsto per il giorno 27. Pallacanestro. Domenica 6 si concludiu la stagione regolare della Lega 2. Lo Barcellona, perdendo all'ultimo secondo per 93-90, ntallo parquet di Bologna, si classificau quinto e aveva giocare ora lo primo turno delle playoff contro lo Piacenza. La prima delle partiti si giocava al Palalberti di Barcellona, mercoledì 9, e lo Barcellona la vinciu con un chiaro risultato di 95-61. Passa al turno la squadra che più prima arriva a vincere i 3 partiti. Football americano. Dalla Serie A, l'Elephants Catania vincero in casa per 44-24 contro i Demons Cernusco sul Naviglio e sono ora secondi dalla classificazione. Dalla Serie A2, gli Sharks Palermo perderu 15-0 a Roma contro i Grizzlies. Dal 14 al 20 di maio si tiene in Palermo la 27esima edizione dello World Festival on the Beach, dallo splendido scenario della spiaggia di Munneddu. Si alternano manifestazioni sportive come lo windsurf e lo beach volley e spettacoli musicali. Lo festival, che sa giungere eventi di forte richiamo turistico con l'ambiente storici e naturali propri della Sicilia, presenta un cartellone ricco di appuntamenti, tra le quali magari concerti di musica classica alla spiaggia. L'associazione pachinese Anticrimini, aderente alla FAI, organizza a Pachino dallo 12 al 14 di maio la 9ª edizione dell'Inverdurata, concorso di mosaici vegetali. Una rassegna alla quale arte e produzioni agroalimentari si giungono in semmola. Nella centrale via Roma si possono ammirare i mosaici vegetali di valore artistico, ma pure tastare prodotti tipici e piatti preparati dagli chef dell'Istituto Alberghiero di Pachino. Lo giovedì 17 di maio alle 5:30 alla Pinacoteca dello Museo Civico di Termini, l'associazione culturale Termini d'Arte presenta il libro di Enrico D'Angelo Lettere dal carcere. Questo è tutto per questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo!